8 del mattino, giovedì 26 febbraio. Buongiorno marzo, chiedo scusa. Buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. Una buona mattinata anche da Marco Carli. Beh, siamo tornati indietro un po', repentinamente a febbraio, non era il caso. Va bene, allora, cominciamo subito la nostra giornata con le notizie che arrivano intanto da Palermo, perché ieri il TAR, il Tribunale Amministrativo, ha respinto il ricorso della società italo-belga contro la decadenza della concessione alla spiaggia proprio palermitana. Vediamo questi particolari in questo servizio. No alla sospensione del provvedimento con il quale la regione siciliana ha revocato la concessione della spiaggia di Mondello alla società immobiliare italo-belga. Il provvedimento stesso, a firma del dirigente generale Calogero Beringhelli, resta in vigore e dunque può proseguire l'iter del bando di gara per affidare la spiaggia ad altri. Il TAR di Palermo, presidente Salvatore Veneziano, ha negato la sospensiva alla società che aveva fatto ricorso senza entrare nel merito. Il ricorso presentato dalla italo-belga non è stato neanche analizzato perché la società non sarebbe titolata a presentarlo, perché la proroga della concessione stessa affidata dalla regione sarebbe illegittima a monte per effetto della normativa europea che supera quella locale. La italo-belga non attenderà comunque la discussione del merito, ma annuncia immediato ricorso al CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che in Sicilia è l'organo di secondo grado. Secondo l'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino, il TAR ha confermato la bontà del percorso di revoca della concessione dopo 116 anni e non a caso definisce il provvedimento di revoca plurimotivato, dice l'assessore. Adesso andiamo avanti con l'avviso per la concessione di 13 lotti per la spiaggia attrezzata che copriranno metà del litorale. Soddisfazione viene espressa anche dal deputato regionale di Controcorrente Ismaele Lavardera, secondo il quale il TAR ha confermato la correttezza della posizione espressa proprio durante la sua battaglia, quando sosteneva che già nel 2023 la Mondello Immobiliare italo-belga avrebbe dovuto lasciare la concessione. Allora, cominciamo proprio dalla concessione in questo momento stoppata, come avete visto anche dal TAR, per la società italo-belga, un tema sul quale abbiamo dibattuto e abbiamo, approfondito spesso con i nostri servizi la questione. I giornali stamattina, ne vedo uno alle tue spalle, che Repubblica Edizione di Palermo lo mette di spalla proprio nella sua prima. E vedremo che tanti giornali, Angelo, aprono o almeno inseriscono nella prima pagina del quotidiano proprio questa notizia, come ad esempio su Mondello abbiamo questo articolo di spalla su Repubblica, come dicevi giustamente tu, i lidi di Mondello, no al ricorso dell'italo-belga, con la foto della magnifica spiaggia del Borgo Marinaro di Palermo. Poi se andiamo sul Giornale di Sicilia, anche in questo caso troviamo l'articolo che è in questa parte centrale della prima pagina per il TAR avanti con i nuovi lidi, perché poi alla fine, come abbiamo sentito anche dal servizio, il tema è questo: no alla richiesta dell'italo-belga di sospendere la revoca della regione. Un articolo lo troviamo ovviamente su tutti i quotidiani, noi abbiamo preso in questo caso La Sicilia nelle pagine interne per appunto andare a dare uno sguardo ancora più da vicino a tutto quello che è successo. La decisione dei giudici amministrativi, finito il rapporto di fiducia con la regione, dunque respinto il ricorso, e ci sono appunto le foto: da una parte la spiaggia di Mondello, dall'altra parte l'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino. Chiudo, Angelo, con una riflessione che arriva sempre dalle pagine interne di Repubblica, oltre il servizio che appunto è l'articolo che riassume tutto quello che è successo: il pericolo della libertà della Miami d'Europa col mare in bella vista. La prossima estate sarà un banco di prova determinante per i nuovi modelli di gestione degli spazi, ma anche per la civiltà di una comunità. Si fa vedere questa foto che certo non parla appunto di civiltà. Assolutamente no, grazie Marco. Dalla vicenda Mondello adesso, dunque, da Palermo arriviamo a Catania, perché si è celebrato il processo alla cupola di Cosa Nostra, 26 condanne, l'operazione da cui è scaturito poi questo processo, l'operazione Ombra, circa 200 anni di carcere. Oltre 200 anni di carcere complessivi per 26 imputati. È un colpo pesante quello inflitto alla nuova cupola di Cosa Nostra a Catania.
Il giudice per l'udienza preliminare Maria Ivana Cardillo, al termine del processo celebrato con rito abbreviato nato dall'operazione Ombra del 2024 della squadra mobile, ha emesso una sentenza che ridisegna gli equilibri del potere mafioso et neo. 16 anni al boss Ombra, Francesco Russo, ritenuto dagli inquirenti il successore di Francesco Napoli, già arrestato nel 2026 e condannato a oltre 18 anni. La pena più alta, 26 anni di reclusione, è stata inflitta a Daniele Strano, considerato il capo della squadra della stazione. Condanne pesanti anche per gli altri esponenti del gruppo, con pene che vanno da 1 anno e 6 mesi fino a 17 anni. Il giudice ha inoltre disposto 2 non luoghi a procedere per difetto di querela e una assoluzione. La sentenza rappresenta un nuovo tassello nella lotta alla criminalità organizzata nel territorio catanese. Allora questa operazione Ombra alla fine è sfociata con queste condanne che sono arrivate nella giornata di ieri. E noi andiamo, Angelo, subito a vedere quello che troviamo sulla prima pagina del Tomo di Catania della Sicilia, eccola qui, con il titolo che è questo: condannati gli eredi di Santa Paola, è scarcerato il rampollo dei Ferrera, l'operazione Ombra, abbiamo sentito anche nel servizio, il giudice ha inflitto 200 anni di carcere per 26 imputati, anche qua c'è chiaramente spiegato poi all'interno del pezzo tutto quello che è stata il giudizio, appunto, e i 200 anni di carcere divisi fra i vari 26 imputati. Se andiamo poi nella pagina interna del quotidiano La Sicilia, troviamo anche le foto dei 26 con il colpo alla cupola di Cosa Nostra, appunto il riassunto sui 200 anni di carcere. La GUP ha inflitto 16 anni al Russo, ritenuto il vertice dei Santa Paola. Ci sono pure però una soluzione e 2 proscioglimenti. Adesso invece andiamo a Niscemi, torniamo a parlare della frana, ma stavolta da un punto di vista, diciamo, giudiziario, perché l'inchiesta va avanti per accertare eventuali responsabilità. I magistrati scavano anche nel passato, ci sono stati diverse audizioni, diversi interrogatori, fra questi, diciamo, ex dirigenti, anche ex dirigenti della Protezione Civile. Prosegue senza sosta l'inchiesta della Procura di Gela sulla frana che 2 mesi fa ha compromesso un'ampia area del centro abitato di Niscemi. I magistrati non si limitano agli aspetti tecnici del dissesto recente, ma allargano in raggio d'azione anche eventuali omissioni che risalirebbero alla frana del 1997. Oggi, negli uffici della squadra mobile di Caltanissetta, è stato ascoltato Calogero Foti, ex dirigente generale della Protezione Civile regionale. Ieri, invece, per circa 8 ore, il procuratore capo Salvatore Vella, insieme al pool di magistrati che segue il caso, ha interrogato Tuccio D'Urso, anche lui ex dirigente regionale ed ex capo della Protezione Civile. Entrambi sono stati sentiti come persone informate sui fatti. Al centro degli accertamenti non solo le cause del cedimento recente, ma soprattutto la gestione del rischio idrogeologico degli ultimi decenni. Un'indagine che punta a ricostruire eventuali responsabilità amministrative e politiche. Dopo l'audizione, D'Urso ha affidato ai social una lunga dichiarazione, sostenendo di aver documentato, carte alla mano, tra l'altro esibite per la prima volta nella trasmissione di Telecolor Il Punto, gli interventi avviati dopo la frana del 97. Secondo l'ex dirigente esisteva un piano da 180 miliardi di lire per la messa in sicurezza del territorio, poi interrotto. D'Urso parla apertamente di decisioni bloccate da politici miopi e burocrati collusi e solleva dubbi anche sull'efficacia dell'attuale sistema regionale di contrasto al dissesto, dichiarazioni che ora saranno valutate dagli inquirenti, mentre l'indagine continua a intrecciare passato e presente per chiarire se la tragedia sfiorata oggi potesse essere evitata. Adesso torniamo di nuovo a occuparci proprio della frana da un punto di vista chiaramente giudiziario. Lo facciamo, Angelo, con la pagina della Sicilia, perché andiamo a trovare proprio una parte che abbiamo sentito proprio in mezzo al servizio del collega, che parla delle frasi appunto di D'Urso. Politici e burocrati distrussero un progetto da 180 miliardi di lire. Tutto è rimandato a quello che successe quasi 30 anni fa,
post frana del 1997, gli ex capi della protezione civile sentiti dai PM, le accuse di D'Urso, in sintesi appunto tutto ciò che non è stato fatto per evitare che succedesse quello che abbiamo visto nelle precedenti mesi e giorni. Martedì per circa 8 ore a Gela era stato sentito l'ingegnere Tuccio D'Urso, che proprio nel 97 era il responsabile della protezione civile siciliana. Lo stesso D'Urso nel proprio profilo social ha scritto di avere risposto alle domande del procuratore Vela e ha aggiunto: carte alla mano, ho documentato chi e perché politici e burocrati distrussero un percorso tecnico ed amministrativo che per Niscemi aveva progettato ed avviato interventi appunto per 180 miliardi di lire. Bene, adesso invece andiamo a Paternò e sottolineo Paternò per la regia perché parliamo della scuola vandalizzata 7 volte, una sorta di paradosso, una scuola che è chiusa agli studenti, aperta però ai vandali. Ci sono state pensate, come ho detto prima, 7 incursioni in pochissimi mesi. Vediamo il servizio. Chiuso agli studenti e al personale scolastico, preside compresa, aperto a ladri e vandali che hanno depredato e distrutto ogni cosa. Questo il primo paradosso. Il secondo è ancora più assurdo. La scuola in questione, la GB Nicolosi di Paternò, è un cantiere aperto per interventi finanziati con fondi PNRR, fine lavori 30 marzo 2026. Noi avevamo come termine detto che il 30 marzo sarebbero ultimati, non sono per nulla ultimati, addirittura sono veramente al di là dell'essere ultimati, principalmente non abbiamo un termine preciso. All'inizio ci hanno detto a giugno saranno ultimati, non si sa se finiranno a settembre. Cantiere off limits a tutti, tranne che ai teppisti. Da queste parti si contano 7 raid vandalici in meno di 3 mesi. Oltre a 40 PC rubati, arredi devastati, estintori svuotati e tanto altro, qui si ruba per necessità e si distrugge per gioco. Questo cavolo quanto costa? Quasi 2.000 euro, ma anche gli armadi hanno distrutto le ante proprio appositamente e non si possono più recuperare gli armadi. La preside chiede tempi certi per l'apertura della scuola, visto che i suoi 500 alunni sono sparpagliati ovunque. Sono collocati dovunque, anche in aula docenti, anche in uno anche nel corridoio ce l'abbiamo collocata una classe e addirittura il lunedì che l'ARS non ci può dare i locali abbiamo 4 classi insieme che fanno lezione tutti insieme nel salone. Oltre all'intervento in corso ed in alto mare, la scuola è beneficiaria di un ulteriore finanziamento per efficientamento energetico, bando ancora da espletare, quanto basta da mettere in dubbio anche la prossima data di settembre, quando la campanella suonerà, ma non in questo plesso. Situazione complicata sicuramente. Marco, andiamo a chiudere con le prime pagine e non solo. Andiamo a chiudere con le prime pagine, Angelo, non solo, è vero, ma intanto partiamo dalle prime perché ne abbiamo viste qualcuna così random, se così possiamo dire, ma andiamo a gestire quello che sono invece le prime pagine in tutti i loro contenuti, partendo dalla Sicilia, perché l'apertura, come spesso avviene, è dedicata all'avvenimento più importante a livello nazionale. Vedrete anche nelle cronache nazionali che questo è il titolo principale, le dimissioni del ministro del turismo Santanchè che cede al pressing di Meloni, obbedisco e pago anche per gli altri, l'addio della pitonessa, placa l'ira della Premier, il vittoriese Sallemi non solo, però tra i papabili per il turismo. Altra notizia nazionale, anche questa non è la prima di tanti quotidiani nazionali, ma certamente è sulle prime pagine, è successa a Bergamo, un 13enne fermato da un altro professore, accoltella l'insegnante a scuola e intanto filma l'aggressione, l'aspetto dei social che si lega anche ai fatti delittuosi come in questo caso. Poi abbiamo invece dei richiami alle situazioni di casa nostra, regionali, da una parte la politica, Fratelli d'Italia in Sicilia tra ansia e attesa, l'ombra del Repulisti nell'isola degli indagati, dall'altra parte, come abbiamo visto all'inizio della nostra trasmissione, il no del TAR all'italo-belga con la conferma appunto dello sfratto, questo quanto è successo a Mondello, oltre alla notizia di cui abbiamo parlato poco fa, D'Urso e PM, frana del 1997, in fumo un progetto da 180 miliardi. Questa è l'apertura della Sicilia, che è simile, lo vediamo, anche all'apertura che troviamo su Gazzetta del Sud. Anche in questo caso abbiamo le parole di Santanchè, pago per altri, le dimissioni della ministra del turismo, al termine di una lunga giornata di tensioni, al suo posto Malagò,
ecco appunto un altro nome che viene fuori in questo contesto. Poi anche la situazione della guerra, con l'Iran che respinge il piano di Trump e pone per la pace 5 condizioni, poi il piano è invece su 15 punti, e richiama al calcio, perché stasera, caro Angelo, saremo tutti davanti al televisore per vedere un po' quello che succede dell'Italia per le qualificazioni mondiali. C'è Italia-Irlanda del Nord. Andiamo al Giornale di Sicilia. Qui cambia l'apertura perché stiamo parlando di Altavilla, assolta la ragazza, colpo di scena al processo d'appello sulla strage, non poteva opporsi. Questo è il titolo principale che troviamo sul Giornale di Sicilia. Di spalla la notizia nazionale che abbiamo detto troveremo su tutti i quotidiani nazionali, Santanchè che si arrende, pago anche per altri, questo è il tema che ritroveremo, e poi, come abbiamo visto in precedenza, il titolo nel taglio centrale per il TAR, avanti coi nuovi lidi. Sul calcio ci sono 2 notizie. Una legata ai playoff dei mondiali, appunto, con la fotografia di Gattuso e l'Italia che chiaramente deve affrontare la prima partita per la qualificazione ai mondiali, perché nel caso di passaggio del turno ce ne sarà un'altra da affrontare in trasferta. E poi sul Palermo invece Giovanni Ferrara, un lungo sogno rosa, è morto ieri l'ex presidente, con lui le 2 promozioni in B, la Coppa Italia di C e la magia della squadra dei Picciotti. Sul Giornale di Sicilia appunto tanto spazio a questa notizia. Andiamo e chiudiamo con le prime su Repubblica Palermo, perché su Repubblica Palermo invece l'apertura è dedicata alla politica, perché i riflessi del referendum ci sono a livello nazionale con tutto quello che abbiamo visto e le polemiche che hanno scatenato, ma arrivano ovviamente anche in Sicilia. Non c'era bisogno, visto che delle scosse c'erano già state anche prima, ma sul Repubblica Palermo troviamo appunto questo titolo: scosse pure in Sicilia, rischio Galvagno e Amata, nell'isola gli effetti del post-referendum, tutte le posizioni sono in discussione. La coalizione diserta la seduta dell'Ars e salta tra le polemiche la manovra da 1,8 miliardi. Lidi di Mondello, poi l'abbiamo visto prima, no al ricorso, di spalla sulla Repubblica dell'Italo belga, e poi la comunità nel bosco, che non è quella di cui si parla tanto a livello nazionale, ma è un'altra situazione. Il caso di Gibilmanna: stavano sempre chiusi in casa i 2 bambini trovati dalla polizia nel bosco di Gibilmanna, all'interno di una piccola comunità succube di un santone. Anche questo è un articolo che troviamo su Repubblica Palermo. Ma andiamo a concentrarci invece su quella che è la situazione politica. Lo faremo diffusamente durante la rassegna stampa nazionale, perché oggi prende spazio la politica. Oggi, anche nei giorni scorsi, toglie spazio, se vogliamo, dalle prime pagine a quello che succede in Medio Oriente. In Sicilia troviamo il problema legato appunto alla capacità del governo regionale di poter andare avanti. Ne abbiamo parlato anche nei telegiornali della giornata di ieri e di oggi, ma questo è quello che troviamo sui quotidiani. Ad esempio Repubblica Palermo: Fratelli d'Italia sotto esame in Sicilia, dopo il Repulisti romano, in bilico Amata e Galvagno. Donzelli, tutte le posizioni in discussione. Ricordiamo che il Repulisti, diciamo, se così possiamo chiamarlo, di Meloni, nasce anche dalle posizioni giudiziarie. Quello della Santanchè è evidente in tal senso. Centrodestra assente a Sala d'Ercole, leggiamo sul titolo, saltano le variazioni di bilancio. Si resta sulla politica perché si va dall'altra parte, quella del campo largo, quella del centrosinistra, che accelera primarie subito e battaglia all'Ars. L'annuncio: Schifani venga in aula o blocchiamo tutto. Barbagallo che parla di gazebo dopo l'estate, appunto
gazebo per definire la guida, il leader del centro-sinistra, Sidi Faraone e Lavardera, scettico invece il Movimento 5 Stelle, ma in sintesi ci si prepara a quella che può diventare già una sfida in tal senso. A proposito di regione, ne arriva un'altra notizia di tenore completamente opposto che troviamo invece sulla Gazzetta del Sud, che parla invece di immobili. Spesso e volentieri sia Gazzetta che Giornale di Sicilia ritornano sugli immobili della regione, che rappresentano un costo da una parte ma possono rappresentare anche una risorsa. Guardiamo questo titolo. La Regione riacquista i suoi palazzi, 30 immobili svenduti 19 anni fa. Grazie alla solidità dei conti della Regione, dice Schifani, portiamo a casa un'operazione che non solo rafforza il controllo pubblico, ma consente anche un risparmio concreto per i siciliani. Un'operazione che mette fine al salasso, 222 milioni incassati e 418 sborsati. Nella parte poi conclusiva della nostra rassegna stampa vi porto invece sul nostro sito siciliaweb.it, perché vi faccio vedere quella che è l'apertura del nostro quotidiano, che è dedicata, come abbiamo visto anche sui quotidiani cartacei, a quello che è successo a Catania nell'operazione Ombra, nuova cupola mafiosa a Catania con 200 anni di carcere, oltre 200 anni di reclusione per 26 imputati con pene comprese tra 1 anno e 6 mesi e 20 anni di reclusione. 2 nulloghi a procedere per difetto di notifica, e una soluzione è la sentenza emessa appunto dal GUP Maria Ivana Cardillo del processo celebrato con rito abbreviato nato dall'operazione Ombra del 2024. Questo e non solo andiamo a trovare sul nostro sito Sicilia Web, perché appunto troviamo anche altre notizie di cronaca che abbiamo affrontato nei nostri TG, la tensione al San Marco, con un carabiniere che ci è andato di mezzo, difeso mia madre dall'infermiere, poi morte del maresciallo Lombardo, il mistero irrisolto, il corpo che verrà riesumato, e poi nella macelleria Etnea la carne era da buttare, che poi è il tema del servizio che abbiamo ascoltato prima. Questi i contenuti che troviamo sul nostro sito. A te, Angelo. Grazie allora a Marco. Vediamo un attimo la situazione di viabilità nel frattempo. Siamo a Catania, vediamo le immagini che arrivano dalla Tondo Gioieni. Eccole, situazione come tutte le mattine a quest'ora piuttosto difficile, con le auto che sono incolonnate, con gli automobilisti costretti evidentemente a lunghe ore da passare in automobile. Qui siamo in via Vincenzo Giuffrida con un grande flusso di automobili in entrata, in particolare sono le auto che vedete sulla sinistra dei vostri teleschermi, mentre invece sulla destra le auto in uscita dalla città. Situazione sembra un pochettino più relativamente tranquilla. Sempre sulla circonvallazione, ma qui siamo sulla parte bassa di Via Lodorico da Pordenone, difficile davvero, auto incolonnate e file che evidentemente non fanno stare tranquilli gli automobilisti, quindi chi sta per uscire di casa, chi magari si mette fra poco in automobile, sa che insomma alcune arterie stradali della città vanno sicuramente evitate. Dalla viabilità invece una splendida immagine che ci restituisce la nostra regia è l'Etna, ancora imbiancate, le temperature sono certamente al di sotto di quella che è la media del periodo, e il vulcano Etna ci regala questa splendida immagine. Sempre dalla regia adesso ci spostiamo, siamo sul golfo di Taormina, bellissima cartolina quella che vi mostriamo oggi, con dunque il mare, e non solo il mare del golfo della Perla dello Ionico. Ci dobbiamo fermare, fra poco saremo di nuovo insieme, stavolta per leggere i quotidiani, quelli nazionali. Come anticipato da Marco Carli, il tema italiano è certamente quello della politica, con le dimissioni del ministro Santanchè, ma chiaramente c'è anche tanto altro, con le fibrillazioni, con le tensioni che si vivono con il conflitto in Medio Oriente, e non solo quello. Ci fermiamo qui, fra poco saremo di nuovo insieme. Buongiorno Sicilia. Della rassegna stampa nazionale, Marco.
Andiamo subito, Angelo, perché l'abbiamo detto appunto durante la rassegna stampa regionale che i titoli principali dei quotidiani nazionali sono legati a ciò che è successo ieri, cioè le dimissioni, ieri nel tardo pomeriggio, le dimissioni di Santanchè che erano state richieste da Meloni nella giornata precedente. Ovviamente con tutti i riferimenti che arrivano a livello politico dopo questa decisione, perché chiaramente l'onda lunga del referendum arriva anche in aula, almeno dell'esito del referendum. E poi, come dicevi giustamente tu, c'è la situazione medio orientale con Trump che fa una proposta a Teheran per arrivare alla pace divisa in 15 punti, proposta che non viene accettata, e con l'Iran che rilancia. Andiamo a vedere i titoli che troviamo sul Corriere della Sera con questo titolo di apertura: Santanchè che cede a Meloni. È il titolo, di solito non troviamo sempre sul Corriere della Sera un titolo che occupa praticamente l'intera pagina. L'annuncio è in una lettera della Premier che rilancia: ho rimediato agli errori, adesso la nuova scossa, dopo Del Masso e Bartolozzi, lascia la ministra al turismo, cara Giorgio, obbedisco, io abituato a pagare i miei conti e anche quelli degli altri. Questa è la nota polemica che troviamo nel messaggio e nella lettera che Santanchè ha fatto arrivare al Presidente del Consiglio, che appunto ha chiesto di arrivare a queste dimissioni. Che cosa troviamo anche? La notizia di cronaca che abbiamo visto in tanti quotidiani anche regionali, che è relativa a ciò che è successo a Bergamo. A 13 anni accoltella la prof, il video in diretta su Telegram con la t-shirt con scritto vendetta. La docente che viene operata non è in pericolo di vita. E poi la guerra nel Golfo, appunto, no al piano di Trump, il muro dell'Iran, a noi il controllo di Hormuz, questo stretto che è diventato ormai patrimonio di tutti, tutti sanno ormai dov'è e che cosa sta succedendo in quella zona, perché da lì che praticamente passano tutte le petroliere, tutto il ciò che può essere l'energia, esattamente, ciò che può essere l'energia che arriva in quasi tutte le parti del mondo. Non solo petrolio, ma anche gas. Esattamente, proprio per quello parlavamo di energia, perché chiaramente questo snodo sta diventando nevralgico per ciò che concerne l'energia mondiale. Andiamo e ritorniamo sulle pagine interne del Corriere della Sera per parlare poi delle tensioni poi la resa. Santanchè si dimette, pago colpe di altri, dice, ma poi riandando nuovamente su altre pagine interne si nota anche, sempre sul Corriere, quello che può essere il futuro legato al governo, e se queste mosse chiaramente intendono diciamo togliersi un po', fare in modo che il governo possa togliersi dall'angolo dove è finito dopo il referendum. Questo è il testo che troviamo sul Corriere. Per Meloni dossier è chiuso, ma ora serve una nuova scossa. La linea della fermezza durante il viaggio in Algeria, Meloni che è stata in Algeria proprio ieri per questioni legate proprio all'energia, perché non arrivando gas, petrolio, o potendo non arrivare dal Golfo, chiaramente si tenta di stringere accordi con le potenze, in questo caso dell'Africa del Nord, come può essere l'Algeria. Le poche parole ai suoi: ho rimediato degli errori, dalle nomine ai sottosegretari, pronto il vertice di maggioranza. Per cui è uno scossone importante che arriva in seno alla maggioranza, ma forse magari ne ha evitati altri in aula, perché ricordiamo che era pronta la mozione di sfiducia per il ministro e tutto il resto. Che cosa troviamo poi sulle altre pagine? Come dicevo, aperture tutte dedicate, o quasi tutte, a questa notizia, con le varie sfaccettature. Santanchè addio al veleno, leggiamo ad esempio su Repubblica, con le opposizioni che parlano di dimissioni tardive. La Premier terrà l'interim al turismo. Vedete qui si cambia, mentre da altri giornali suggeriscono nomi, in questo caso si pensa che appunto sarà mantenuto il ministero dal primo ministro ad interim in questo caso. Repubblica, Messaggero, il Resto del Carlino, Il Giornale, tutti i quotidiani che aprono con questa notizia. Qualcuno usa anche
dei giri di parole, fra virgolette, come ad esempio il Fatto Quotidiano che titola così: non più Santa, allo sbando, Santanchè si arrende, Meloni tentata dal voto. Questa è l'idea del Fatto Quotidiano, un addio al veleno, la ministra imputata resiste per ore, poi strappa la promessa della ricandidatura con Fratelli d'Italia e si dimette. Questo è ciò che dice il Fatto Quotidiano, ma andando avanti ritorna questa parola che leggiamo, che è quella di Santa, appunto. Settimana Santa, leggiamo sulla Verità, che via Crucis. La Meloni chiede le dimissioni della Santanchè da ministro, lei resiste ma poi è rimasta sola, lascia in polemica: il mio certificato penale è pulito, non voglio essere il capro espiatorio, però dico obbedisco. Questo è ciò che troviamo ad esempio sulla Verità e che si riferisce a quello che è successo a livello politico. A proposito, abbiamo detto che tutto ciò che succede, ad esempio comprese le dimissioni del ministro, chiaramente caratterizzano la giornata politica, ma soprattutto il futuro politico dell'Italia. Un po' di questo si parla su alcuni quotidiani che vanno oltre la notizia che abbiamo letto, ma prefigurano quello che può essere il futuro. Su Avvenire, ad esempio, si parla di resa dei conti. La responsabile del turismo lascia con una lettera polemica in cui ribadisce di non avere condanne, abituata a pagare, l'abbiamo già visto anche per gli altri. Meloni, la svolta: non coprirò più chi sbaglia, e cerca gas in Algeria per evitare la crisi, come abbiamo detto. Ma si va oltre a questo. Guardate il titolo del manifesto. Il titolo è "Oggi a me", riferito appunto a quello che è successo ieri. Dopo 24 ore di duello al sole, cede anche Santanchè, ma la sua lettera di addio è un atto di accusa. Il redde razionem a destra rischia di trasformarsi in una slavina che può travolgere anche la Premier. Questa è l'idea appunto che arriva dal manifesto. Ma vediamo che, come sempre succede, chiaramente poi come viene letta una notizia dai vari quotidiani assume connotazioni completamente diverse. Ad esempio sull'Unità si va a parlare di quello che sarà il futuro della sinistra, perché a questo punto, dopo il referendum, chiaramente si va a pensare alla fine della legislatura, anticipato o meno che sia, e si trova questa notizia. Schlein che lancia la sfida, pronti a vincere e a governare, l'incontro con i giornalisti della segreteria PD alla Stampa Estera. Andando su notizie completamente diverse, guardate Il Tempo, che titola così: la ripartenza di Giorgia. Dopo Del Mastro e Bartolozzi, pure Santanchè si dimette con una lettera orgogliosa. Meloni determinata a ripartire con slancio, mentre le opposizioni fanno ostruzionismo su tutto. Questa è la visione, come abbiamo visto, contrapposta da una parte e dall'altra, che ci piace spesso analizzare. Ultima parte della nostra rassegna stampa nazionale e internazionale, che dedichiamo invece alla situazione che troviamo in Medio Oriente, perché questo ad esempio è il titolo che troviamo sul Giorno: l'Iran che respinge il piano di pace e detta agli USA le sue condizioni. Trump non l'ha detto proprio lui, ma è arrivata appunto dal suo entourage: accetti o sarà l'inferno. Per cui su questo chiaramente è un tema significativo. No? Esattamente, il portavoce della Casa Bianca che ha dato queste indicazioni all'Iran: accettate o sarà l'inferno. E l'Iran che sembra appunto non voler accettare e voler continuare nell'azione, soprattutto per quanto riguarda appunto lo stretto di Hormuz. Addirittura sullo stretto l'Iran pensa di mettere un pedaggio, esattamente, mettere praticamente una tassa per attraversare lo stretto. Perciò, ma quantomeno in questo modo passerebbero. Al momento la situazione è ancora peggiore di quella che tu prefiguri adesso, e ci si ritorna sul Sole 24 Ore con l'obiettivi di guerra quasi raggiunti, dice la Casa Bianca, ma Teheran che respinge il piano e detta 5 condizioni per la tregua. Sono il gioco dei numeri, dalle 15 di Trump si passa alle 5 di Teheran. Però c'è un problema che chiaramente Trump deve affrontare. Al di là della volontà di portare
e di continuare la guerra, bisogna vedere che cosa dicono gli americani. E gli americani sembrerebbe siano contro la guerra. Trump precipita ai minimi nei sondaggi, un gradimento al 36%. Si va verso metà mandato e chiaramente questo condiziona o può condizionare anche le scelte di Trump, che possono essere anche di natura economica, perché le agenzie di rating parlano di recessione imminente negli Stati Uniti, per cui chiaramente su questo è normale che si rifletta anche in casa statunitense. Che cosa troviamo anche sul Sole 24 Ore? Il PIL a 0,5%, ritorniamo a casa nostra, pesano energia e guerra, ovviamente stime riviste al ribasso dello 0,2% rispetto allo scorso ottobre. In caso di conflitto prolungato l'Italia può finire in recessione. Ritorna questa parola, l'abbiamo utilizzata poco fa per gli Stati Uniti. È chiaro che a cascata la situazione che coinvolge gli Stati Uniti, l'alleato più potente dell'Occidente europeo, rischia chiaramente di coinvolgere anche le altre potenze dell'Occidente europeo, appunto, compresa l'Italia. Angelo. Bene, grazie a te Marco. Noi adesso ci fermiamo, facciamo una breve sosta e poi ripartiremo e lo faremo con un fatto di cronaca nazionale. Abbiamo in qualche modo visto sulle prime pagine anche dei quotidiani appena letti da Marco l'accoltellamento della professoressa a Bergamo. Ne parleremo con Salvatore Piccolo, che è il segretario organizzativo della Will Scuola in Sicilia. Tutto questo fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, come anticipato. Adesso andiamo a parlare di quanto accaduto ieri a Bergamo. Sì, sicuramente sarà lontano dalla nostra Sicilia, però il fatto grave, gravissimo, avvenuto ha destato molta preoccupazione e desta molta preoccupazione. Parliamo con Salvatore Piccolo, buongiorno. Salve. Che è il segretario organizzativo della Will Scuola Sicilia. Un fatto gravissimo che vede protagonista, ahimè, ancora una volta un giovanissimo, un ragazzino di appena 13 anni. Cosa succede? Voi che vivete alla scuola, che avete il polso di quanto accade all'interno dell'istituzione scolastica, come vi spiegate un fatto così grave, e magari cerchiamo di capire se dipende, in questo caso parrebbe da un brutto voto, ma un brutto voto può scatenare una reazione così, diciamo, forte, così violenta? Allora, sì, salve. Innanzitutto volevo dire che per me questa situazione non è lontana, perché più di 20 anni fa proprio in quella scuola io ho prestato un anno di servizio e sono stato anche membro del consiglio d'istituto, quindi caso vuole che è proprio una scuola che conosco. Il motivo qual è fondamentalmente? Innanzitutto il problema principale dal nostro punto di vista è che si è perso il ruolo educativo sociale dell'insegnante, cioè la società non riconosce più il forte valore educativo dell'insegnante, e questo lo trasmette anche ai ragazzi e trasmette anche una sorta di lotta, di guerra, di battaglia, di gioco in cui devono vincere, e se prendono un voto basso hanno delle ripercussioni negative anche sul proprio morale, sul proprio essere. Piccolo, Quindi chiedo il problema scusa. grosso, Le chiedo scusa, lei dice che la società non riconosce più il ruolo educativo della scuola, ma quando lei parla di società fa riferimento alle istituzioni, fa riferimento alle famiglie, fa riferimento, insomma, ai ragazzi, non so. Faccio riferimento un po' a tutto, alle istituzioni, alle famiglie, ad esempio anche ad esempio il principio della conferma dell'insegnante di sostegno, dietro una continuità didattica che tutti noi chiediamo, e chiediamo infatti la stabilizzazione di tutti gli insegnanti precari, dà un potere comunque alla famiglia, e quindi porta la famiglia a pensare che se l'insegnante
non va bene per il proprio figlio. Se l'insegnante non fa quello che dice la famiglia, l'insegnante si deve cambiare. Quindi questa visione dell'insegnante, che non è più visto come un educatore ma quasi come uno che deve fare quello che per la famiglia è meglio, comunque viene trasmesso anche agli alunni. A questo si aggiunge, torno a rivedere, uno stato comunque emotivo degli alunni. Noi abbiamo degli alunni che hanno negli ultimi anni è aumentato il numero di alunni che soggetti a fenomeni di depressione, di panico, e questo comunque è colpa anche della gestione e anche di questi cambiamenti di insegnanti, perché ci sono troppi precari nella scuola, c'è poca identificazione con gli insegnanti, quindi è un problema generale. Sono d'accordo con lei per quanto lei ci sta dicendo, però se un ragazzino di 13 anni arriva a scuola armato di coltello, con una pistola a scacciacani, con un arsenale a casa perché c'è stata una perquisizione a casa di questo ragazzo e hanno trovato del materiale pare esplosivo. Hanno trovato anche esplosivi. Voglio dire, qui l'insegnante buono, l'insegnante che non va alla scuola, che non ha il ruolo educativo, c'entra fino a un certo punto, nel senso sì, ha delle responsabilità quando arriviamo dentro la scuola, ma a casa che cosa succede? Cioè un ragazzino di 13 anni come fa ad avere tutto questo materiale nella sua stanza o in altri locali di casa? Cioè, mi sembra... Allora, su questo sicuramente, ma poi ci vuole, noi quando già dal lontano 2017-16, quando abbiamo fatto il rinnovo del contratto 16-18, abbiamo cercato di spingere come WeScuola il concetto di comunità educante. Cioè per noi la comunità educante si intende che tutti quelli che ruotano all'interno della scuola, dirigenti, personale ATA, docenti, famiglie, alunni, fanno parte tutti di una comunità e ci si dovrebbe mettere dietro un tavolo, come si faceva nel passato nelle grandi famiglie, e discutere dei problemi. Per questo è importante, secondo me, anche che ogni scuola abbia un supporto psicologico, abbia una figura presente in ogni istituto, ed è una cosa invece che purtroppo non esiste perché non fa parte dell'organico, diciamo, standard di una scuola. Quindi ci sono scuole che riescono con i loro fondi, con il loro impegno, con la loro disponibilità anche di colleghi ad avere questo supporto psicologico, questo sportello psicologico, ma dovrebbe essere una cosa strutturata, perché dovremmo essere in grado di dare sostegno alle famiglie, dare sostegno agli alunni e dare sostegno anche ai docenti che comunque a volte si trovano in delle situazioni difficili da gestire. È piccolo. Quindi, le chiedo anche, ma non è il caso di recuperare il rapporto scuola-famiglia? Assolutamente sì. Il rapporto scuola-studente va magari certamente migliorato, va puntellato, va sostenuto, ma una collaborazione stretta tra scuola e famiglie mi pare diventi necessario. No, non è possibile che questi due istituti che insomma educativi siano scollegati. È impossibile, cioè ritrovare il rapporto, la trasmissione di messaggi da una parte e dall'altra, ma non attraverso il telefonino, attraverso degli incontri, attraverso non i messaggi WhatsApp, quello che può essere. Cioè serve recuperare il rapporto personale. Questi ragazzi purtroppo poi probabilmente, adesso io non sono un sociologo, non sono un esperto della materia, ma questi esempi indubbiamente li vedono su altri sui device, su altre fonti di apprendimento, chiamiamole così, in maniera inappropriata, e poi sfociano andando a vendicarsi in questo modo. Sicuramente lei diciamo che quello che appunto noi come WeScuola chiediamo, il concetto di comunità educante, è proprio questa la finalità, cioè avere una relazione importante tra le due i due segmenti educativi più fondamentali per un ragazzo, la famiglia e la scuola. Se la famiglia e la scuola non collaborano, se la famiglia e la scuola non si parlano, quello che può succedere, anche a causa di quello che ha detto lei, di quello che si trova sui vari social, sui vari device, porta a situazioni come quelle che abbiamo visto in provincia di Bergamo.
Quindi per noi è importante ed è fondamentale ripristinare il concetto di comunità educante, perché sono d'accordo con lei che ci vuole un dialogo continuo e costante tra famiglia e istituzione scolastica. Io ribadisco il concetto, ma un dialogo non attraverso diciamo strumenti freddi. Serve un rapporto personale, il recupero di questo rapporto che va fatto con degli appuntamenti se non settimanali ma quantomeno bimestrali. Almeno mensili. Almeno mensili, esattamente, in modo tale che ci sia di nuovo una attenzione, una soglia sempre diciamo di allarme, che al minimo segnale poi si possa intervenire tutti, la scuola per la sua, la famiglia dall'altra parte. Un ragazzo che ha una... Sì, mi dica. No, lei dice giustamente, e sono pienamente d'accordo con lei, lei consideri che noi come WIL Scuola, anche il nostro segretario generale, cerchiamo di fare tutte assemblee in presenza, perché riteniamo che tutto ciò che è online, che purtroppo il Covid ci ha portato, non ci permette di stringere relazioni e di avere un confronto diretto con le persone. Quindi lei diciamo che la pensiamo esattamente allo stesso modo, perché per noi le relazioni non possono essere dietro un telefonino, dietro un messaggio, devono essere vis-à-vis, di persona, in faccia, e quindi un incontro mensile può, come dice lei, sicuramente far esplodere prima la problematica e quindi riuscire ad affrontarle prima che arrivi a degenerare in una violenza. Perché il problema della violenza dei minori, che siano baby gang, che siano episodi isolati, ormai è sempre più frequente nella vita di tutti i giorni. Evidentemente c'è una difficoltà di questi ragazzini, stiamo parlando di un ragazzo di 13 anni. E io ai miei tempi, a 13 anni, in terza media, non pensavo minimamente di andare a scuola con un coltello, portare una pistola a scacciacane, oppure... al massimo con un pallone. Ma probabilmente un pallone, un paio di scarpette per andare a giocare poi quando c'era l'ora di ricreazione. Allora, questo è il punto su cui bisogna riflettere. L'interlocuzione con l'ufficio scolastico regionale intanto sul territorio, ma con il Ministero, dovrà pur portare a qualcosa. I metal detector di cui si è parlato possono essere un deterrente, ma non sono la soluzione. Ecco, no, questo è come se noi ragioniamo che la soluzione di tutti i mali sia il carcere, sia la repressione. Noi dobbiamo cercare di impedire che la cosa succeda, non reprimere o fare un controllo come se fossero dei delinquenti armati e così via. Noi dobbiamo capire che cosa c'è dietro questi ragazzi. È per questo che parlavo di supporto psicologico e di sportello di ascolto che dovrebbe essere presente in ogni istituzione scolastica, perché è fondamentale, come ha detto lei, riuscire ad anticipare il problema venendo a conoscere prima quali sono le problematiche dei ragazzi. E allora, visto che stiamo parlando di problematiche dei ragazzi, di ragazzi che magari hanno qualche problema che non ha niente a che vedere con la violenza, diciamo, ci sono momenti in cui la scuola deve sostenere questi ragazzi, ci riferiamo agli insegnanti di sostegno. Oggi a Palermo c'è un importante incontro per discutere proprio, purtroppo, di tagli. Invece ce ne vorrebbero di più, diciamo, di questi insegnanti per aiutare e per fare inserire ragazzi che hanno qualche problema in più rispetto agli altri. Sì, infatti io sono qui oggi perché il nostro segretario generale Claudio Parasporo è all'ambito territoriale di Palermo per una problematica che oggi sta investendo la provincia di Palermo, ma che dal 2027 rischia di investire tutte le province d'Italia. Stiamo parlando di una riforma dell'INPS in merito al riconoscimento dell'handicap, delle disabilità e così via, che porterà un taglio degli insegnanti di sostegno. Gli insegnanti di sostegno che già pagano il fatto che ci sono molti precari, in quanto i posti non vengono dati per le missioni in ruolo ma solo per le supplenze, quindi organico di diritto e di fatto nello specifico. E soprattutto il problema grosso che nasce è che quell'inclusione, che comunque è il nostro fiore all'occhiello rispetto anche a società che si sentono evolute dove esistono ancora invece le classi differenziate, il nostro fiore all'occhiello rischia di tornare indietro di 10 anni, di 20 anni,
perché non viene data più la possibilità, riducendo il numero degli insegnanti di sostegno, di un'assistenza a chi veramente ha bisogno per essere incluso in un gruppo classe che comunque ha solo dei benefici, anche perché diciamo l'affetto, la conoscenza dei problemi e la sensibilità che io riscontro in alcune scuole, in alcune classi dove l'inclusione funziona veramente bene, vi garantisco che è un valore aggiunto anche per i cosiddetti normodotati. Quindi è una perdita per tutti questa riduzione degli insegnanti di sostegno, e quindi noi sicuramente come scuola siamo contro queste riforme, siamo contro il taglio di questi insegnanti di sostegno. Allora, grazie a Salvatore Piccolo, che è segretario organizzativo della UIL Sicilia Scuola. Buon lavoro e chiaramente speriamo che si possa fare qualcosa per tutti, ma proprio tutti gli studenti e soprattutto anche per le famiglie. Una buona giornata. Grazie mille. Ci fermiamo qui, è il momento di guardare le previsioni meteo e poi torniamo ancora, saremo insieme, ma stavolta ci occuperemo di educazione finanziaria. Cercheremo di scoprire come ci si può difendere dalle truffe finanziarie. Fra pochissimo. Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Giovedì transita un impulso instabile associato ad aria molto fredda sull'Italia, che poi formerà un vortice di bassa pressione in moto verso l'Adriatico. Il tempo sarà dunque instabile soprattutto sui versanti orientali dell'Italia, ma anche al sud soffieranno venti inizialmente di libeccio anche in Sicilia, poi in rotazione da nord, con tendenza ad aumento dell'instabilità nella seconda parte di giornata e fenomeni soprattutto sul versante tirrenico e sulle aree interne. Giovedì le temperature ancora saliranno fin verso i 20 gradi nei valori diurni, ma poi venerdì, con l'arrivo dell'area più fredda, le temperature caleranno sensibilmente, avremo ancora venti sostenuti di maestrale e una giornata instabile soprattutto sui settori centro-settentrionali della Sicilia, con anche nevicate fino a 600-700 metri sui rilievi interni dell'isola. Un po' più asciutto e soleggiato sulla parte meridionale, vedete le temperature massime non oltre i 13-14 gradi, quindi ampiamente sotto le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme e adesso, come annunciato, parliamo di educazione finanziaria per proteggerci, ma tutti dalle truffe che arrivano. Buongiorno a Salvo Nicosia. Buongiorno. Che è il presidente provinciale di Federconsumatori Catania. Allora, sempre più spesso sentiamo, vediamo, ascoltiamo, noi per primi diamo notizie di truffe che sono state perpetrate nei confronti di persone che non sono soltanto anziani, perché diciamo che la truffa che viaggia online, ma che viaggia anche bussando alla porta, è ormai dietro l'angolo. Sicuramente casi eclatanti come la truffa del carabiniere o dell'avvocato mi pare che abbiano riempito le pagine dei giornali e dei telegiornali, ma è altrettanto vero che l'insidia della truffa oramai è all'ordine del giorno, in particolar modo da quando tutti abbiamo in mano uno smartphone. E anche gli anziani, che in virtù della digitalizzazione di molti servizi, a cominciare da quelli della pubblica amministrazione, sono stati costretti a fornirsi di questo maledetto strumento che abbiamo sempre in mano e ad accedere attraverso delle credenziali alle varie piattaforme che siano della pubblica amministrazione per prenotare una visita. Anche una visita, certo. Sì, sicuramente, ma anche per gestire i propri risparmi, la propria economia, perché è normale per noi che siamo più digitali lavorare attraverso l'home banking dello smartphone, no? Ma anche l'anziano è costretto, per vedere se la sua pensione è arrivata, non deve più andare fisicamente in posto in banca, ma può farlo attraverso lo strumento dello smartphone con le applicazioni o i siti. Ecco. Noi prendiamo atto che serve sicuramente una maggiore educazione digitale. Partiamo da qui, che sicuramente. Quello è fondamentale. Però nonostante si abbia una certa preparazione, nonostante ci si creda furbi, preparati, pronti a rispondere a questi attacchi che possono essere anche impersonali, attenzione, perché molto spesso non c'è una persona che ci contatta fisicamente, ma c'è un messaggino,
c'è un link, ci può essere una proposta, un'offerta. Vedete, qui stiamo vedendo una slide, truffa via SMS, come riconoscere, come ci si può difendere. Infatti questo è un lavoro che abbiamo realizzato con la valida collaborazione dei nostri ragazzi del servizio civile in un progetto che è di Federconsumatori, che è partito lo scorso anno e che si chiama Sicuri nell'età dell'informazione, ed è proprio finalizzata a fornire tutta una serie di elementi e di strategie per evitare anche di cadere vittime delle truffe online o sul telefonino. Noi possiamo benissimo vedere da questa slide il finto allarme del corto in banca. Arriva un messaggio e noi abbiamo voluto proprio produrre anche degli screenshot di cosa si vede al telefonino. Eccolo qua, ecco. Unicredit ha autorizzato bonifico al nuovo beneficiario con un codice IBAN e l'importo e l'invito a chiamare un numero. Un numero verde. Bene, cosa succede? Dall'altro lato c'è un finto operatore che dirà che deve fare immediatamente un bonifico bancario. E là praticamente è convinto di poter di parlare con effettivamente un dipendente dell'istituto di credito. Sì. In realtà non è così. Non è così, non è mai stato così, anzi nei progetti di educazione finanziaria che gli studi bancari hanno avviato e anche Banca d'Italia c'è proprio una indicazione ben precisa: non vi chiederemo mai codici o di chiamare a numeri dedicati. Quindi questa è un primo alert che dobbiamo attenzionare. Così possiamo vedere sullo screenshot, abbiamo voluto riquadrare, barrare cosa succede sul cellulare. In automatico sistemi operativi ci dicono che quello che sta arrivando è un numero possibilmente spam, quindi anche dobbiamo fare un po' di educazione sui termini tecnici. Certo. Lo spam è quella posta indesiderata che il sistema del nostro telefonino, del nostro computer già riconosce. Così come abbiamo voluto barrare strani link al quale andare, sicuramente non sono quelli normali che una persona un po' più esperta sa che dovrebbe ricevere. Ma poi ci sono un'altra serie di truffe, la truffa degli affetti. Ecco, da un punto di vista sociologico si stanno identificando anche dei tipi di truffa: la truffa delle emergenze o delle urgenze, la truffa degli affetti. Arriva il messaggio sull'SMS: papà, mamma, mi si è rotto il telefono, chiamami temporaneamente a questo numero. Ok? E lo possiamo vedere anche nella prossima slide, se la regia ci aiuta. Accendiamo, prossima slide per avere... Però noi possiamo anche leggere, ti chiedono di scrivergli subito su WhatsApp e lì inizia la truffa perché eccolo qua, scrivimi su WhatsApp. Il messaggio WhatsApp diventa una richiesta di denaro. Benissimo, cosa dobbiamo fare? Non salviamo il vecchio numero, aspetta, andiamo lì, ok, non salvare il vecchio numero, chiama il tuo congiunto per dire: ma è vero che ti sei rotto? Sei tu o non sei tu? E possibilmente fare la famosa domanda di riscontro, chiedere a chi riceve la telefonata qualcosa che solamente lui e può tu sapere, può sapere, e quindi cercare di bloccare. Un'altra trappola è quella dei richiami con urgenza, cose velocissime da fare, però attenzione, perché molte volte questi messaggi arrivano con servizi a sovrapprezzo, i famigerati numeri con prefisso 892, 893, 899, dove ti dicono che ci sono delle pratiche urgenti da sbloccare o pacchi che dovresti ricevere e sono rimasti giacenti da ritirare. Anche in questo caso, dove siamo? Eccoci qua, attenzione sempre al prefisso. Eccolo qua, addirittura ci sono anche delle società che sembrerebbero di recupero crediti e invece no, il sistema anche in questo caso l'ha bloccato. Come vedete, abbiamo provato a contattarla diverse volte e pregato di chiamare al numero per questioni che la riguardano. La gente si allarma, dice: ma che cosa è successo? Poi cosa succede? Benissimo, ignoriamo il messaggio.
blocchiamo il mittente e cancelliamo la chat. Il telefonino ci permette oggi di mettere una blacklist, diciamo un numero indesiderato, e quindi quella chiama. Comunque devo anche dire questo, che questi, diciamo, furbetti hanno una serie di numeri. E quindi il numero non è soltanto uno. Nel corso della giornata riceviamo dalle 30 alle 20 telefonate quotidiane con numeri diversi, che possono essere dei call center che fanno attività di telemarketing, ma possono essere anche delle truffe. Delle truffe, e sono completamente, diciamo, differenti. Sì, infatti abbiamo voluto poi dare come dire, degli strumenti di tutela, quindi parliamo a 360 gradi. Anche per quanto riguarda il lavoro e i pedaggi ci sono altre esche. Mancato pagamento del pedaggio al casello autostradale, o anche il famoso messaggio, o addirittura la chiamata, e dicono: abbiamo ricevuto il tuo curriculum vitae, contattaci per formalizzare. Non sappiamo cosa, se poi arriva a mio padre che ha 94 anni, sicuramente il curriculum non ha nessun senso, ok? Quindi anche in questo caso vediamo cosa è successo. Risposta alla tua registrazione, assunzione in corso, ci indirizzano ad un link e sicuramente anche in quel caso parte la truffa. Stessa cosa per i pedaggi autostradali, non hai pagato il tuo pedaggio, quindi fai direttamente il pagamento. Insomma, bisogna sempre fare attenzione, perché questo telefono, questo strumento che prima serviva soltanto per telefonare, oggi giova anche per telefonare. Giova forse per telefonare. Per l'avvento dei social. Esattamente, ma si fa molto altro. Allora dobbiamo essere tutti noi davvero pronti a saperci difendere. Questi consigli sono davvero fondamentali, sono importanti, perché soprattutto le persone più fragili sono quelle che cadono in questa rete. Sì, anche perché c'è un problema di fondo. Chi riceve il messaggio, la telefonata, parte sempre dalla buona fede e si lavora proprio sulla buona fede dell'ignaro utente. Sì, perché magari uno, che ne so, sta guardando il telefonino magari per mandare un messaggio, poi si ritrova questo tipo di alert, perché è una sorta di alert che scatta dentro ognuno di noi, dice: ma che cosa devo fare, che cosa posso fare? E siccome si cerca di evitare problemi, nell'immediato si prova a risolvere da soli la questione. Il problema è proprio quello. Voglio dire, se tardate mezza giornata, se tardate 24 ore rispetto a un messaggio di questo, avete salvato i vostri risparmi, avete salvato... Pare altrettanto vero che nel caso in cui arrivi il messaggio dell'urgenza, chiamiamolo, da parte del tuo istituto bancario che dice che ti hanno bloccato la carta di credito o che sta per essere bloccato il tuo conto, la prima cosa da fare è chiamare i numeri ufficiali della propria agenzia o del proprio ufficio sui telefoni ci sono le app, dentro le app ci sono i numeri di telefono proprio del consulente che segue ognuno di noi. Quindi non è difficile. Però c'è sempre questa componente della persona che è meno preparata, meno educata. Infatti noi attraverso queste piccole guide che stiamo proponendo e che stiamo mettendo sui social, di modo tale che possiamo raggiungere quanta più gente possibile, ma anche attraverso l'opera di divulgazione, come anche degli opuscoli dedicati proprio all'educazione finanziaria, alla tutela del risparmio, a fare dei sani investimenti, sono stati oggetti di collaborazione con, ad esempio, il sindacato dei pensionati della CGIL, con il quale è stato prodotto proprio un opuscolo, fatti due conti, dove si parla sia di educazione finanziaria che di tutela dalle truffe. Ecco. Allora, guardiamoci sempre e facciamo un momento di riflessione quando arrivano questi messaggi. Io volevo chiudere con qualche strumento operativo, ma se arriva la chiamata di un operatore fisico che si spaccia per chiunque, sicuramente non bisognerà mai rispondere sì sono io, perché la prima domanda che verrà posta sarà sempre e lei il signor... quel sì è drammatico. È drammatico perché quel sì viene campionato, registrato e può essere utilizzato poi per acconsentire. È un consenso che può giovare per tante cose, così come nel caso in cui si presenti al telefono un operatore
dell'energia o della telefonia, non dare mai certi dati sensibili. Un dato sensibile per l'utenza di energia è il codice POD, cioè quello che identifica il nostro contatore, o il codice PDR per la fornitura del gas. È un valido, anche se non è completo nel suo lavoro di tutela, è il registro pubblico delle opposizioni, messo a disposizione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e che ci permette sia di bloccare le chiamate indesiderate dai nostri numeri telefonici fisso e cellulare, ma anche di revocare tutti quei consensi che negli anni abbiamo dato, anche sottoscrivendo la carta fedeltà del supermercato o del negozio di abbigliamento che ci ha detto: perché non ti fai la carta fedeltà? Quindi in quel caso tutte le autorizzazioni che abbiamo dato a far divulgare i nostri recapiti, i nostri dati anche più sensibili, vengono revocati con l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni. Mi pare che siamo stati esaustivi, abbastanza chiari. Per chi dovesse avere dei dubbi c'è la possibilità magari di contattarvi, no? Sì, sicuramente le nostre sedi, i nostri sportelli sono a disposizione proprio per avere informazioni su come evitare, e quindi dei percorsi di educazione alla tutela sulle truffe, ma nel caso in cui ci sia stata purtroppo anche la truffa, rivolgersi ai nostri sportelli, e se ci sono gli estremi per poter assistere, perché purtroppo lì si entra nel penale, certo. E quindi bisognerebbe fare due percorsi contemporaneamente, uno per cercare di recuperare le somme e l'altro per individuare i responsabili della truffa. Grazie a Salvo Nicosia per essere stato con noi stamattina, presidente provinciale di Federconsumatori Catania. Abbiamo parlato di educazione finanziaria per difenderci dalle truffe che sono sempre dietro l'angolo. Ci dobbiamo fermare, c'è una sosta, poi saremo insieme con Marco Amato. Insieme a Buongiorno Sicilia, come anticipato, è il momento di guardare le stelle, scrutare le stelle con Marco Amato, l'oroscopo. Buongiorno e ben trovato a Marco Amato. Oggi è una giornata importante per chi vive, il calcio, per chi vive questa passione, poi per l'azzurro della nostra nazionale. Ci giochiamo una prima fetta, delle qualificazioni mondiali con questi play-off. E allora parliamo del commissario tecnico anche, Rino Gattuso. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Sì, oggi è una giornata importante perché i play-off potrebbero rimettere in gioco l'Italia verso i mondiali. Ce la faremo? Vediamo di capirlo insieme. Commissario tecnico, il caro Gennaro Ivan Gattuso, detto Rino, detto anche Ringhio, proprio perché fu un glorioso centrocampista e mostrava un'aggressività in campo che trasudava proprio di grinta, di forza, di coraggio. Ebbene, la sua forte volitività basterà a rimettere in gioco le sorti dell'Italia e del calcio azzurro? Ebbene, Gennaro Gattuso è un Capricorno. No, non parlo con te, non parlo con te, Marco. Gennaro Gattuso è un Capricorno, è del 9 gennaio e dunque i Capricorni peraltro stanno vivendo una fase zodiacale importantissima proprio perché Saturno, il loro pianeta, si è spostato in Ariete, quindi quella governance di cui parlavo all'inizio anno, che avrebbe cambiato le sorti di alcuni pianeti, sembra proprio applicarsi a questa regola. Proprio perché oggi la Luna dà spettacolo ed è in Cancro congiunta a Giove, in Pesci, quindi mette davanti un obiettivo ai Capricorni veramente grande e rischioso. Sembrerebbe avere tutti i pianeti contro, ma il Capricorno ha una risorsa insospettabile, ovvero è proprio nei momenti di crisi che rende al meglio. Il Capricorno è un segno di Saturno e dico sempre che nello zodiaco, se si vuole vincere una battaglia, si ha bisogno del più bravo guerriero, ovvero l'Ariete. Ma se si vuole vincere la guerra, come dicevano i greci, c'è bisogno dello strategos e quindi del
Zodiaco. Io dico che ce la fa, vediamo se l'astrologo ci azzecca anche stavolta. Dunque, allora oggi vi parlo di una luna stupenda in Cancro, una luna che si congiunge a Giove e quindi che si espande. Tutto quello che si congiunge a Giove, che lo tocca, diventa incredibilmente più ampio, proprio perché Giove è il pianeta della magnitudo, della grandezza, della magnanimità, della generosità e dell'abbondanza. E dunque, Ariete, per voi oggi è una giornata in cui appunto dovrete capitanare situazioni abbastanza complicate, ma che riuscirete ad avere ragione di tutto, ottimizzando e parcellizzando i compiti. Non affrontate tutto in una volta, ma dividete un po' in step i passaggi da fare. Toro, per voi la Luna e Giove sono incredibilmente positivi, proprio perché parlano di nuove conoscenze, relazioni, comunicazione. Finalmente il Toro si sveglia, il Toro comunica, il Toro ambisce a qualcosa che palesa e finalmente si capiscono i suoi desideri. Per voi oggi è una giornata in Mercurio in Pesci con Giove risulta abbastanza ambizioso, vuole fare dei progetti nuovi, vuole ideare delle strade nuove, ancora una volta un cambiamento, e non finirà fin quando non arriverà Urano a fine aprile, per cui sperimentate ancora un po' di più, un po' meno in amore. Cancro, protagonisti della giornata oggi con questa luna potentissima nei vostri gradi. La luna è regina nei vostri gradi zodiacali e congiungendosi a Giove si esalta, diventa stupenda, quindi sono possibili i sogni, i desideri, la sintesi positiva di tante cose che portate nel cuore. Ma c'è anche una buona fortuna economica, Giove è abbondante, quindi bocca al lupo Cancro. Leone, per voi è una giornata in cui il Sole oggi sembra essere un po' litigarello con Giove, per cui il vostro pianeta deve capire quali sono le strategie, le sintesi veloci, per cui nel sistema in cui vi muovete vi state barcamenando su qualcosa che state osservando e che sapete che non dite. Oggi è una giornata in cui la Luna vi incoraggia a fare gioco di squadra, a capire qual è il problema, a enuclearlo e finalmente a eliminarlo grazie a un aiuto collaborativo di tutti. Bene in amore è una passione che ancora vi chiede di più. Bilancia, giornata oggi molto complicata, quadratura della Luna, dovete accettare qualche compromesso se volete risolvere i problemi. Il vostro integerrimo modo di fare oggi deve declinarsi un po'. Scorpione, per voi oggi luna di trigono stupenda perché sono i segni d'acqua i super favoriti, per cui assieme ai pesci e al Cancro oggi un'ottima giornata per voi da sotto tutti i punti di vista. Sagittario, Giove è il vostro pianeta, oggi lo tocca la Luna, quindi un Sagittario oggi particolarmente emotivo, particolarmente prodigo di manifestazioni e di estensioni del sé. Venere in trigono vi aiuta a capire in amore come realizzare un piccolo sogno vostro e del partner. Capricorno, anche voi sotto i riflettori delle oggi con una doppia che tenderà a farvi sistemare tante scartoffie e tante cose. L'obiettivo è assolutamente grande per voi e la resistenza che dimostrate con Saturno in quadratura vi premierà alla fine. Acquario, per voi sono giornate di festa proprio perché sogni, desideri, progetti sembrano tutti in fermento. E l'amore? Fuggite sempre dall'amore, ma una bellissima sorpresa sta per inverarsi nella vostra vita, per cui date un po' più credito ad una persona che vi corteggia da un po'. Pesci, per voi oggi è una giornata molto caotica, dovrete riuscire con Marte e Mercurio, quindi comunicazione e azione, a essere un pochino più solerti, a gestire tutta una serie di faccende che riguardano altri. Vi innervosirete un po', ma sicuramente riuscirete a ottimizzare il tutto. Una bella notizia arriva in questa settimana che riguarda dei prossimi incarichi, il futuro e l'economia. Auguro a tutti una splendida giornata e forza azzurri! Grazie, certamente, forza azzurri stasera intanto, e poi speriamo di poter gridare ancora forza azzurri più avanti, perché c'è un'altra partita che ci interessa moltissimo, quella tra la Bosnia e il Galles, se non ricordo male, e là poi scopriremo chi sarà il nostro avversario. Marco, allora vengo da te. Riuscirà, come non ha fatto con la Macedonia del Nord, a passare il turno e ad andare in questa finale di cui si parla tantissimo, ovviamente anche sui quotidiani. Noi, Angelo, visto che abbiamo un po' più di tempo
del normale, del solito. Diamo prima le ultime che ci arrivano dalle notizie che riguardano Medio Oriente e borse, perché siamo nel momento dell'apertura, siamo sull'Ansa nazionale e vi dico che l'Europa apre il rosso con Medio Oriente, Francoforte a meno 0,9%, stesso discorso per quanto riguarda Milano che apre in calo con il meno 0,63% in meno. Andiamo in Turchia perché arriva da Ankara la notizia di una petroliera attaccata nel Mar Nero. Il ministro dice aveva caricato petrolio greggio dalla Russia, per cui anche queste chiaramente sono poi notizie da verificare. Abbiamo parlato prima della famosa tassa che potrebbe imporre l'Iran per lo stretto di Hormuz, intanto sul Mar Nero dovrebbe essere successa questa cosa in un momento di crisi energetica importante. A proposito di crisi, cambiamo l'argomento perché andiamo a parlare della crisi, fra virgolette, del calcio italiano. Lo sappiamo per quello che succede anche a livello europeo e continentale nei risultati delle squadre di club, ma che si riflette ancora di più sulla nazionale. Allora ci sono state delle generazioni, pressoché Angelo, quella dei nostri figli, per intenderci, che praticamente l'Italia mondiale non l'hanno mai vista. E allora sulla Gazzetta dello Sport... Almeno mia figlia è un ricordo molto lontano. Esatto. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è proprio riferito a questo. Fateli sognare. L'Italia si gioca i mondiali, una generazione non ha mai visto gli azzurri in Coppa del Mondo. L'ultima partecipazione dell'Italia al campionato del mondo, che fa è durata poco, è del 2014. L'ultima vittoria è di quel momento lì, per cui insomma tutti i ragazzini... L'ultimo mondiale è il 2006, no? E l'ultimo mondiale vinto nel 2006. Poi due partecipazioni pressoché inutili, 2010-2014, e poi le assenze dell'ultimo periodo. Un po' di tempo, Ormai è passato veramente tanto tempo. È chiaro, l'Italia non può essere quella del 2006, ma speriamo non sia nemmeno quella del 2022 e del 2018, in cui non è riuscita a passare per disputare i mondiali. Ritorniamo appunto a questo titolo, dove si vedono appunto i ragazzi, perché poi alla fine sono proprio loro quelli che adesso hanno attorno ai 15-16 anni, che praticamente il mondiale dell'Italia non l'hanno mai visto e vorrebbero magari seguirlo. Che cosa troviamo invece su questo? La partita, lo sappiamo, a Bergamo alle 20:45 con l'Irlanda del Nord. Di questa partita ovviamente si parla anche sui siti specializzati e andiamo sempre sulla Gazzetta dello Sport, perché questo è il titolo che troviamo: azzurri avanti senza paura per prendersi mezzo mondiale, serve un'Italia operaia e paziente. Sembra, fra parentesi, che Gattuso dovrebbe schierare gli azzurri con il 3-5-2 anche su richiesta specifica dei giocatori, di cui tanti dell'Italia appunto adottano questo sistema con la loro squadra di club. Sul Corriere dello Sport invece troviamo la foto di Gattuso con il fondo, l'editoriale di Ivan Zazzaroni, che dice affezionati alle difficoltà. Fondamentalmente che cosa vuol far capire? Che l'Italia appunto un po' si crogiola nelle proprie difficoltà e nei propri difetti, soprattutto quella calcistica, e c'è tanta gente che magari vorrebbe che l'Italia andasse incontro ad un'altra debacle. Invece chiaramente si tratta come sempre di sostenere gli azzurri per arrivare nel miglior modo possibile alla eventuale finale, appunto con una fra Bosnia e Galles. Ritorniamo invece alle pagine dei quotidiani, ci arrivo fra pochissimo, per farvi vedere appunto quello che troviamo invece sulla Sicilia, perché cambiamo argomento e andiamo invece alle storie di casa nostra per chiudere questa nostra rassegna stampa. E sulla Sicilia di Catania si parla ovviamente della squadra rossazzurra con il genio di Cicerelli che ritorna, ha giocato una decina di minuti nell'ultima partita, praticamente 5 minuti più i 6 di recupero nell'ultima partita contro il Casarano. Potrebbe avere ancora più minutaggio a Latina, e lui dice che è bello tornare a casa dall'infortunio contro il Latina al Massimino, al rientro col Casarano, e guarda caso il prossimo avversario del
Catania sarà il Latina sabato, e lo ricordiamo per chiudere la nostra rassegna stampa, che ovviamente la partita sarà trasmessa in diretta, in chiaro, in esclusiva su Telecolor. Angelo. A partire dalle 13:30. Esattamente. Grazie allora a Marco Carli, ci fermiamo qui stamattina per Buongiorno Sicilia, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.